Quanto ancora bisogna lavorare per una vera uguaglianza di genere in Italia? Molto, e a dirlo sono i dati. Secondo le rilevazioni dell'EIGE, Agenzia dell'Unione Europea che analizza la partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica dei paesi europei, l'Italia nel 2023 ha ottenuto un punteggio di 68,2 su 100, di 2 punti sotto la media dell'Unione Europea. È però anche vero che negli ultimi 20 anni l'Italia è uno dei paesi che ha fatto più progressi, migliorando di 12 posizioni la sua graduatoria, grazie anche alle quote rosa. Molte volte anche noi donne vorremmo poter dire di aver superato questo tipo di vincolo. Bisogna però essere aderenti a quella che è una realtà. Se non avessimo le quote rosa anche nel sindacato, probabilmente la partecipazione femminile non sarebbe al livello in cui è oggi. Le quote rosa spesso non sono piaciute neanche alle donne, però sono state necessarie. Diversamente non avremmo, anche per esempio all'interno della nostra organizzazione, non avremmo raggiunto le quote che attualmente rimangono comunque ferme intorno al 30%. Togliendole non abbiamo garanzie, i tempi probabilmente non sono ancora maturi, noi confidiamo che attraverso la formazione e tutto il percorso che facciamo di consapevolezza si possano togliere e avere un equilibrio fra i generi. La FNP, il sindacato dei pensionati CISL Veneto, ha organizzato un momento formativo dedicato al proprio statuto e regolamento con un focus sulla questione di genere. È emerso che il lavoro di cura, tipicamente scaricato sulle spalle femminili, è un ostacolo per la piena partecipazione delle donne alla vita del paese, ma non solo quello. Ci sono delle professioni che sono ancora prettamente svolte dai maschi e quindi è necessario intervenire anche sull'orientamento scolastico. C'è un discorso di consapevolezza e valorizzazione da entrambe le parti, nel senso che le donne devono sentirsi più capaci anche in ambiti non tradizionali e devono essere valorizzate anche per il loro apporto. L'evento formativo è stato l'occasione anche per ricordare, proprio avvicinandoci poi alla ricorrenza del 25 novembre, che la violenza contro le donne si può prevenire ed è urgente farlo. Nel 2024 si sono già registrati oltre 90 femminicidi. Aiutare le donne a una maggiore indipendenza anche economica, ad esempio, le aiuta a uscire da situazioni di conflitto, da situazioni violente.